Manca solo l'ultima certificazione, quella del medico, ma data e orario dei funerali di Maria Angela Sarto sono stati fissati. L'ultimo saluto all'anziana massacrata in casa insieme al marito, le cui condizioni invece migliorano di giorno in giorno all'ospedale di Padova, si terrà al Duomo di San Martino di Lupari mercoledì alle 15. A celebrare le esequie della donna che era amata e conosciuta in tutto il paese sarà Don Livio Buso, parroco a San Martino di Lupari. Nel giorno dei funerali il sindaco Nivo Fior ha già confermato che sarà indetto lutto cittadino, in segno di vicinanza ad una famiglia così ben voluta in paese la cui sorte ha sconvolto l'intera comunità. Abbasserete le serrande? Sicuramente sì, abbasseremo le serrande per rispetto e il lutto cittadino. Andrò sì, perché a me piace andare in segno che sono da San Martino. Quindi un segno di vicinanza anche se non Sì. la conosceva? Sì, sì, sì. La vedevo qua, veniva sempre qui al bar oppure in negozio qua dai tabacchi, Conta di venire al funerale mercoledì? senz'altro, Una tragedia che ha toccato tutta la comunità. senz'altro, perché erano due persone buone, gentili, capisci? Una brava persona, gentile, educata, calma. Il marito è 40 anni, 50 che ci conosciamo. Veramente non faccio una colpa neanche alla figlia perché sono cose molto tragiche, molto brutte. Non stiamo neanche a motivare niente, pensiamo solo cosa poteva essere successo di continuo, ecco, senza far tante parole. Una comunità che mercoledì si stringerà attorno a Chiara, la figlia minore della coppia, la prima a scoprire in casa il corpo della madre morta dissanguata e a chiamare i soccorsi, riuscendo così a salvare il papà che giaceva a terra agonizzante.